Amore, allora farò un po' tardi perché sono qua da solo e c'è mezzo ufficio a casa malato. Ma meglio dai, così faccio un po' di straordinario, ok? Ciao, ciao. Me scusa se me permetto, eh. Ah, Ma che conviene? No, dico, ormai in sto paese conviene più star a casa che lavorare. ma insomma, dai. Orari da schiavi, i te paga in bagigi e dopo magari ti te fanno mai sul posto di lavoro. Qua in ufficio. Metti che proprio oggi che ti sei da solo esplodi a fotocopiatrice. I te dai a colpa a te, in te licenzi e te tocca anche risarcire la fotocopiatrice. No, dai. L'assegno di risarcimento te tocca firmarlo così. Tip, 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 tip. Con i mignolini. E i pollici ti sei in fotocopiatrice. E che è successo a mio cugino? Te pareva? Un giorno arriva e finanza in ufficio il capo che fa distruggi tutti questi documenti con questa carta. Non ha perso un braccio? No, non lo ha perso, ma mancava poco, eh. Oh, è che il poverito che lavorava all'ufficio tecnico. No, guarda, ho capito. Adesso vado a casa e mi butto subito in malattia che non mi succeda qualcosa qua in ufficio da solo. Però no, così, vado subito a pensare al peso. Guarda, sempre ottimista.